Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capannino, la pista Antonio Armeni. Si gioca la 12ª giornata del campionato di Serie A1, la penultima di andata, tra il consorzio costruzioni, tra l'Innocenti Costruzioni Follonica e il Versilia Hockey Forte dei Marmi. Una buonasera da Enrico Giovannelli, alle riprese Andrea Burgio e regia Leonida Romualdi. Sta per iniziare appunto un match importantissimo, soprattutto per il Follonica, se vuole rientrare tra le migliori 8 e andare a giocarsi la Coppa Italia. Fin qui molti alti e bassi per le due formazioni. Il Follonica ha comunque 15 punti in classifica, è al 9° posto. Il Forte dei Marmi invece ha 10 punti e staziona al 10° posto. Andiamo allora con le formazioni, con la nuova veste grafica. Eccoli qui. Gli arbitri sono Alfonso Rago di Giovinazzo e Luis Anthony Hyde di Breganze, Pierpaolo Montomoli di Grosseto al tavolo. Il Follonica con Marco Mugnaini, il portiere, poi il capitano Davide Banini, Federico Pagnini, Edoardo Fabbri, Francesco Banini, Marcos Vega, Andrea Fabbri, Adriano Maggi, Claudio Bracali e Alessandro Lubega, l'altro portiere. In panchina Sergio Alberto Silva. Risponde il Forte dei Marmi con il capitano, il portierone Riccardo Ognata, poi Thomas Lopez, Sebastian Dualde, Alessandro Checchetto, Piercarlo Cacciaguerra, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Ballestero e l'altro portiere Raffaello Ciupi. In panchina uno degli Highlander dello sport, del nostro sport, dell'hockey pista, Roberto Crudeli. Come detto, insomma, questa è una classica del campionato. Ci sono già state 90 partite nei precedenti, 34 vittorie del Follonica, 41 del Forte e 15 pareggi. L'ultimo successo del Forte è stato nel maggio del 2021, nella prima dei playoff. E quindi insomma la tradizione è in favore della squadra maremmana, che questa sera gioca con nuova maglia, i colori non proprio azzurri ma insomma celestini. Forte dei Marmi invece con la classica tenuta rosso-blu. Forte che in estate sostanzialmente ha cambiato tantissimo. Se ne sono andati diversi giocatori, Ambrosio, Federico Ambrosio, Torner, Eric Tornel al CGC Viareggio, ma anche Francisco Eppato e Pinasara al Bassano. Sono arrivati Lopez, Ballestero, Raffaelli, Checchetto e Bozzetto, oltre appunto a Crudeli. In panchina che ha preso il posto di De Gerone, anche lui è andato al Viareggio. Partita iniziata, nel Follonica assente oggi Lorenzo Pasqual Tussedò, giovane argentino, purtroppo un infortunio al gomito nei giorni scorsi lo tiene lontano da questa sfida. Speriamo insomma che possa riprendersi durante le vacanze natalizie. Davide Banini, cercare Andrea Fantozzi che ormai è pienamente ristabilito, pensa al tiro, la palla recuperata dal Forte che va a cercare Lopez, Thomas Lopez, argentino, ex Huracan ma anche Loret in Spagna. Ora Alex Raffaelli, ora Lopez, tenta di liberarsi di Francesco Banini che lo aggancia, punizione e primo fallo di squadra ai danni del Follonica. Liam Bozzetto ha preso la pallina,
consegnata a Lopez, ancora Bozzetto, cercare Sebastian Duhalde, in panchina al momento David Ballestero, il bomber della squadra con 12 gol. Ancora Francesco Banini, il tiro rimpallato, può andarsene Duhalde, che lui è bloccato, riparte allora Fantozzi, Francesco Banini ancora al centro, ferma tutto la difesa del Forte Raffaelli, poi prova il tiro sull'assist di Duhalde, ma scivola. Ci sarà ingaggio, la pallina è andata a morire nella rete Marco Mugnaini, famosa regola Bertolucci, quando non era stata ancora cambiata dava la palla alla difesa. Intanto pericolo in area, ci ha provato Duhalde, scatta adesso però il Follonica, Davide Banini, Francesco, un po' di spazio, diagonale largo, lo rivediamo, bel contropiede Davide per il fratello più giovane Francesco, che però non ha inquadrato lo specchio della porta di Riccardo Ognata, che rimane uno dei portieri più forti in circolazione in Italia e certamente anche a livello mondiale. Dato l'addio alla nazionale italiana, io mi permetto di dirgli che ci deve ripensare. L'ho anche espresso il mio pensiero personalmente, ma insomma la vita va avanti. Riparte il Forte dei Marmi con Bozzetto, poi palla per Lopez, nell'angolo a cercare Duhalde, poi ancora in area si lotta, alla fine recupera Lopez, sempre Forte che attacca, scarica ancora per Lopez, a strada, il tiro, la palla rimbalza, incredibile, incredibile, credo abbia preso 2 pali, non so se la possiamo rivedere, poi arriva un fischio, eccolo qui Lopez, sicuramente il primo palo e anche il secondo, sfortuna per il Forte dei Marmi, un doppio palo interno sulla conclusione di Lopez. Tanto proprio Mugnaini va a sistemare l'attrezzatura. Si era ritrovato solo il giovane argentino, già 5 gol in campionato, da destra, ha provato il diagonale interno, la pallina sul palo alla destra di Mugnaini e poi il carambolato sul palo alla sinistra del giovane portiere del Folloni, che poi in qualche modo Mugnaini l'ha tenuta lì. Si riparte con l'ingaggio, pallina spedita in avanti ma la recupera Lopez, poi il fallo di Fantozzi, poi Raffaele al tiro, gran botta larga di un soffio, non ci arriva Fede Pagnini, ora Raffaelli, sempre Forte che attacca con Bozzetto, ex Montecchio Precalcino ma anche Amatori Lodi per 3 stagioni. Ora Raffaelli, cercare Lopez la butta in avanti, poi in qualche modo Fantozzi addomestica. Ora Follonica, Davide Banini, ora Francesco da destra, mette in mezzo, ferma tutto Ognata, parte allora Bozzetto, il lancio un po' troppo forte a cercare Lopez, recupera Francesco Banini che va anche al tiro, palla filtra ma alla sinistra di Ognata.
Sono andati i primi 4 minuti, sempre punteggio 0-0 al Capannino. Manovra Lopez, poi Bozzetto, Raffaelli, cercare Dualde, Raffaelli pensa al tiro, la palla anche in questo caso filtra, ma davanti a Mugnaini ferma tutto Capitan Banini, che offre a Fantozzi, ancora Dadda. Forte Marmi non ha intenzione di subire contropiedi. Ci sono arrivati un po' di tifosi anche da Forte dei Marmi, mentre gli ultras, i randagi, hanno fatto merenda anche per, credo, farsi gli auguri di Natale fuori proprio dalla curva, poi dopo aggiustarsi la partita. Intanto pericolo in area maremmana, recupera Fede Pagnini, poi il tiro pericolosissimo di Dualde. Fantozzi, Francesco Banini, Fede Pagnini, ci prova ancora Andrea Fantozzi, ma lì Raffaelli ha chiuso tutto. Ripartono allora i rossoblù. Lancio di Bozzetto nell'angolo, Lopez ci arriva, poi alla fine però il Follonica recupera, Davide Banini imposta le finte ma non può servire nessuno, alla fine si appoggia su Francesco, ma Bozzetto ha la meglio. Per un attimo abbiamo visto la telecamera bassa, la novità delle ultime partite al Capannino. Tanto recupera Lopez, sempre Forte che attacca, Bozzetto in avanti, intercettata per un attimo la sfera, ma sempre Forte dei Marmi. Ancora Lopez, ora Dualde, poi il tiro accompagnato da parte di Raffaelli, ma la difesa del Follonica sbroglia. Francesco Banini, sono andati i primi 7 minuti, ancora fermo il derby del Tirreno tra Innocenti Costruzioni Follonica e Ochi Versilia Forte dei Marmi. Pronto ad entrare in pista nel Follonica Vega, come detto stasera non c'è l'altro straniero, il giovane straniero argentino Lorenzo Pascual Tusedò, problema al gomito, lo tiene fuori da questa sfida. Tra i convocati Edoardo Fabbri, giovanissimo. Tanto il tiro da parte di Fantozzi, Paragnata, poi la conclusione di Fede Pagnini, poi ancora Fantozzi, Ignata a dire di no a tutti, allarga le braccia sconsolato Crudeli. Pronto anche Claudio Braccali, Bozzetto pensa alla conclusione, riparte il Follonica, Fantozzi, contropiede però si esaurisce, rientrata la difesa versiliese. Ora Francesco Banini, Follonica reduce dalla vittoria a Novara contro l'Azzurra per 7-4. Poi c'è il fischio, Davide Banini ha battuto, credo ci sia anche un time out chiamato da Sergio Silva. Ma non era un time out.
Non so come mai i giocatori sono andati tutti alle panchine, probabilmente ci sarà da asciugare la pista, però gli arbitri hanno richiamato all'ordine le due squadre. Ah, ecco, ora ho capito, si è spento il cronometro dalla parte della porta del Follonica. Stavano indicando con il dito, ma insomma, è veramente complicato. Tanto Mugnaini, 5 secondi è trascorso, il tempo per riportare la pallina avanti, ma anche 45 si erano esauriti. Forte De Marmi che può impostare un'ovazione, poche occasioni a dire la verità fin qui nei primi 9 minuti di questa 12ª giornata. Raffaelli, ora sì che Silva ha chiamato il time out. Tanto si lotta, la pallina schizza, la allontana Dualde, va a recuperare Fede Pagnini. Che la riporta oltre il centropista. Fantozzi, Davide Banini, nessun cambio fin qui nelle due formazioni. Ancora Andrea Fantozzi, Davide Banini, poi in aria per Fede Pagnini, ma ferma tutto la difesa del Forte De Marmi. Poi il tiro, una gran botta da parte di Thomas Lopez, la pallina alta, e allora è tempo di time out con Sergio Silva che va a dare indicazioni. Vedremo se ci saranno dei cambi. Come dicevo, questo è un derby già giocato 90 volte, 34 di vittoria del Follonia, 41 del Forte De Marmi, 15 pareggi. Palmarès è ricco fra le due squadre, 20 sono i titoli del Follonica, ma 11 anche del Forte De Marmi, con 5 scudetti, l'ultimo nel 2023-2024, ha superato di 1 il Follonica, 2 Coppe Italia, anche questo nel 23-24, 4 Supercoppe nel 2014, 17, 19 e 2021. Il Follonia, come detto, oltre a 4 scudetti, in bacheca 9 Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane, una Coppa di Lega, una Coppa Shares, un'Eurolega e una Coppa Intercontinentale, l'Eurolega, la Champions League. Tanto in pista allora Vega, Davide Banini in posta proprio per il rosso. Vega a cercare Fantozzi, Fantozzi pensa al tiro, il pattino di Lopez e poi recupera per un attimo la sfera, ma lì c'è Claudio Braccali. Ora Vega, Davide Banini, Fantozzi, ora Davide Banini, difesa schierata, è difficile entrare in area di rigore. Forte recupera, lancia il contrattacco, Raffaelli, para tutto Mugnaini, aveva fatto una bella finta Alex Raffaelli, ma Mugnaini con istinto da gatto è andato a dirgli di no. Dopo 11 minuti, poco più, questa è una grande chance per il Forte di andare in vantaggio.
Poi Vega, il tiro, Magnata, una sfinge ferma in scioltezza. Si lotta ancora, Fantozzi, recupera però Lopez, poi il passaggio al centro, ma difficile per i compagni. Raffaelli recupera, poi sono trascorsi i 5 secondi. Match sostanzialmente velocissimo, pochi falli di squadra. Tanto i risultati sulle altre piste. Bassano allungato 5-2 a Giovinazzo, 2-0 del Sarzana sul Valdagno. Novara sta vincendo a Breganze 1-0. Recupera il forte con Dualde, ancora Lopez, Raffaelli. Stiamo per raggiungere metà del primo tempo, non si schioda lo 0-0. Ancora Forte che può impostare l'azione, Bozzetto. Intanto a Viareggio segnalano che ci sono problemi di alimentazione elettrica, non sanno se potranno risolvere per tempo, ma non so nemmeno se la partita poi potrà iniziare. Sempre Forte, prova un tiro Dualde ma senza pretese. Recupera Vega, Vega chiuso da Lopez, Fantozzi, Davide Banini, Bracali, poi in difesa Lopez, affrontato da Vega, riesce a scaricare su Dualde, ancora Raffaelli da sinistra ma ha chiuso Bracali, poi recupera Fantozzi che lascia lì per un attimo la pallina, in qualche modo sempre follonica. Bracali, Fantozzi che va al tiro, una cannonata, finisce larga e in panchina si sbraccia Roberto Crudeli, eccolo qui inquadrato. Recupera Bracali, perde la sfera per l'arrivo di Lopez. Poi Dualde, conclusione decisamente larga. Dall'altra parte ci arriva Bozzetto, Raffaelli. Poi arriva un fischio. Probabilmente il fallo commesso in attacco da Dualde, mentre rientrano in pista Fede Pagnini e Francesco Banini. Un po' di riposo per Fantozzi e Davide Banini. Francesco per Vega, Vega al limite, tiro chiuso benissimo da Lopez. Può ripartire allora Raffaelli, che Raffaelli va alla conclusione ma allarga, forse c'è stata anche deviazione. Si lamentano i giocatori del Forte, dal mio angolo era sembrata una stecca, prova di
deviato la pallina, gli arbitri però hanno deciso per la rimessa in gioco del Forte dei Marmi, ma arriva il time out chiesto da Roberto Crudelli. Questi inquadrati i tifosi arrivati da Forte dei Marmi, qualche replay dalla camera bassa. Quelli inquadrati sono invece i due fischietti. Alla sinistra dell'inquadratura Luis Anthony Hyde di Breganze, l'altro è Alfonso Rago di Giovinazzo. Questi invece sono i randagi. Gruppo Ultras ha preso il posto degli Eagles 85. Viareggio ancora, la partita non è iniziata, quella fra Centro Giovani Calciatori e Castiglione. Le altre piste 6-2 del Bassana Giovinazzo, 2-0 del Sarzana sul Valdagno, sempre 1-0 del Novara a Breganze, grazie a Leone da Romualdi che mi segue nelle indicazioni. Prende il match Vega, cercare Francesco Banini, anzi era Bracali, ora Fede Pagnini, eccolo Francesco Bracali, l'assist in qualche modo arriva al compagno. Francesco Banini al tiro, ma lì Gnata respinge con l'autorità e sicurezza di un campionissimo e reduce dal terzo posto ai mondiali di Novara con la nazionale italiana, la sua ultima partita in nazionale. Fede Pagnini, Vega dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, ci ha provato Bracali, ora Vega dietro per Bracali, Francesco Banini pensa alla conclusione, in aria però allontana la difesa del Forte con Raffaelli. Recupera Lopez, in pista anche col numero 9 Alessandro Checchetto. Lopez, Checchetto da destra, il tiro largo, palla che si impenna. Messa in gioco per il Follonica, 8 minuti e mezzo alla fine di un primo tempo tutto sommato non così esaltante, ma punti in palio sono importantissimi. Tanto il Valdagno pareggiata a Sarzana 2-2, non si gioca ancora a Viareggio. Arriva un fallo su Fede Pagnini, commesso Raffaelli, è andato anche a scusarsi. Crudeli ancora lì che si sbraccia richiamando i propri giocatori. Più pacato in questo momento Sergio Silva. Vega, Fede Pagnini, aspetta l'arrivo di qualche compagno, è costretto a ripiegare su Claudio Bracali. Francesco Banini, Bracali da destra, Bracali è andato in gol in questo campionato una sola volta, proprio a Novara. Sono trascorsi 45 secondi, allora rimessa in gioco per il Forte dei Marmi. Avanti per Lopez, poi Dualdi mette in mezzo, si impegna Checchetto, ancora Raffaelli, va il tiro da lunga distanza, la deviazione improvvisa da parte di Dualde, per poco non spiazza Mugnaini. Vega, Follonica però è sempre a centropista, rientra in pista Davide Banini in questi ultimi 7 minuti di primo tempo.
e anche Adriano Maggi. Come direbbe l'amico Michele Nannini, in questo momento in pista ci sono solo giocatori della cantera del Follonica, nati, cresciuti qui al Capannino. Tanto il Forte ci riprova con Checchetto, lo prende Maggi. Davide Banini, Francesco. Ancora Dadda. Vede Pagnini. Ha lasciato la fascia da capitano proprio a Davide Banini all'inizio di questa stagione. Davide Banini per Pagnini, ancora Davide, linee centrali, ma la difesa del Forte chiude tutto. Maggi, Francesco Banini, a conclusione, raso terra insidioso. Gnata fa buona guardia. Grande occasione l'ha avuta dunque il Forte con il doppio palo. Poi ancora Lopez mette in mezzo, ci aveva provato nuovamente, era stato Lopez appunto, il doppio palo. Poi arriva un fischio, la rimessa in gioco per la squadra marimana. Fede Pagnini, Davide Banini, ma costretto a rimanere in possesso il neo papà. Fede Pagnini riesce a cercare Maggi. Pagnini, Francesco Banini tenta di mettere in mezzo, la difesa blocca del Forte che poi riparte, poi in aria la spara fuori Sebastian Dualde. Anche questa è una grande occasione, se l'ha trovato solo davanti a Marco Mugnaini, lo ha praticamente spaventato a morte, ma pallina fuori. Ancora Lopez, stavolta Mugnaini para, può ripartire Davide Banini, sono però due difensori. Dadda rimane in possesso, vede Pagnini, poi il tiro di Davide, ma palla intercettata, si lotta ancora, sfera che schizza verso l'angolo. Pagnini, ora Davide Banini, poi la conclusione centrale di Francesco, lì c'è Gnata, poi in qualche modo recupera Maggi, però Francesco Banini, Davide è rientrato in pista in questo finale. Fantozzi a posto proprio di Pagnini, squadra decisamente più sbilanciata quella di Silva in questo momento. Davide Banini, dribbling, scusate, Francesco Banini, dribbling, ferma tutto la difesa del Forte, si rilancia in attacco Dualde. Poi Checchetto in area, si lamenta Lopez per un tocco, gli arbitri lasciano proseguire. Francesco Banini mette sul secondo palo, troppo difficile per Davide. Poi Adriano Maggi allontana, ma la recupera Raffaelli. Stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti del primo tempo. Mugnaini respinge. Recupera Lopez, finte Lopez, limite dell'area, lo prende Francesco Banini, ma anche lui vede due difensori rosso-blu, poi scivola Francesco Banini, può ripartire Lopez, lo blocca Adriano Maggi, in area, si lotta, il tiro, la parata di Mugnaini su Checchetto, altra grande occasione per il Forte dei Marmi. Una palla vagante, Checchetto ha sparato, Mugnaini ha risposto.
Ora Checchetto, giovane nato, anche lui cresciuto Forte dei Marmi. Tanto arriva il time out chiamato proprio da Sergio Silva. Vediamo magari le ultime azioni. Questo è proprio con il fallo commesso dal giocatore del Follonica. 2 minuti e 19 alla chiusura del primo tempo. Andiamo a vedere allora sulle altre piste. Questa è l'azione precedente con il tiro di Checchetto e la parata di Mugnaini. Non è cambiato nulla, sempre 6-2 del vantaggio del Bassano Giovinazzo, 2-2 Sarzana Valdagno, 1-0 del Novara a Briganza. Non si sta giocando a quanto pare a Viareggio, al Pala Barzacchi. Cercheremo di avere notizie durante l'intervallo. Nuovamente riproposta l'azione dalla telecamera bassa davanti alla porta e la paratissima di Marco Mugnaini. Punizione in favore del Forte, sulla pallina Raffaelli. Ora rosso-blu, Checchetto, Bozzetto, Raffaelli. Forte tenta la manovra girante ma sbaglia l'appoggio e allora 5 secondi in zona difensiva, possesso che torna al Follonica. Pallina per Francesco Banini che tenta di metterla in mezzo per Davide, ma chiude tutto Raffaelli. Ora Fantozzi, cercare Davide Banini. Ora Fantozzi, il dribbling, limite dell'area, il tiro, palla larga. Davide Banini, andato a cercare il fratello Francesco, però non può restituirla. Entra però in area Francesco, chiuso da 2 avversari, rimane con la sfera attaccata al bastone. Davide, pochi secondi a chiudere l'attacco, ci pensa allora Fantozzi, la respinge Gnata, probabilmente palla alta e dunque possesso che torna al Forte dei Marmi. Cerca di impostare una nuova azione in questo ultimo minuto del primo tempo. Checchetto, cercare Dualde al tiro, Mugnaini in qualche modo la tiene lì. Allora Maggi, Francesco Banini, 30 secondi alla fine, tenta Francesco di metterla in mezzo ma la deviazione da parte di Gnata, poi la recupera la difesa del Forte, può provare l'ultimo tiro con Bozzetto ma Francesco Banini lotta, si agganciano 2, il fallo lo commette il giocatore del Forte e arriva anche un cartellino giallo a Crudeli, sventolato dall'arbitro Aid per le proteste. Voleva un fallo precedente commesso da Banini sul suo giocatore, ma Davide Banini e Fantozzi sulla pallina, ma hai pochi secondi a chiudere. Francesco Banini tenta di trovare spazio ma di qui non si passa. Alla fine 5 secondi, possesso che arriva, che torna al Forte dei Marmi, mentre l'arbitro
Hyde tira fuori probabilmente un cartellino giallo ai danni di Andrea Fantozzi. Tre secondi sul cronometro. Vediamo se Raffaelli proverà un tiro. Davanti c'ha Francesco Banini, ma non c'è possibilità, e allora si va a riposo con un inusuale 0-0 al Capannino nella 12ª giornata d'andata del campionato di Serie 1 tra Innocenti Costruzioni Follonica e Ochi Versilia. Forte dei Marmi, con questo credo sia tutto, a risentirci per la ripresa.
Di nuovo collegati dal Capannino di Follonica per l'inizio della ripresa tra Innocenti Costruzioni Follonica e Hockey Versilia Forte dei Marmi. Si ripartirà dallo 0-0 in cui si è chiuso la prima frazione. Due squadre comunque abbastanza prolifiche. Follonica in stagione 44 gol segnati, 46 subiti. Forte dei Marmi 30 fatti, 40 subiti. Con però il bomber David Ballestero Duran costretto alla panchina. Problemi all'adduttore, ci hanno spiegato i dirigenti del Forte dei Marmi, per non rischiarlo. Costretto dunque Roberto Crudeli a rinunciare a uno dei suoi attaccanti più prolifici. Intanto è ripresa, è iniziato il secondo tempo. Francesco Banini, Davide Banini, Pagnini e Fantozzi, il quintetto titolare. Anche il Forte schiera con il numero 4 Lopez, con il numero 5 Dualde, con il numero 18 Bozzetto e con il numero 37 Alex Raffaelli. Prova il tiro davanti logicamente a Riccardo Gnata, dalla parte opposta c'è Mugnaini. Prova il tiro come detto Fantozzi largo, poi Gnata ferma tutto. Può ripartire proprio Bozzetto. C'è stato un blocco illegale da parte di Sebastian Dualde. Dunque punizione in favore del Follonia, fin qui i falli di squadra sostanzialmente nella norma. Niente di che, una partita che è filata via liscia nel primo tempo. Sicuramente ai punti il Forte dei Marmi può recriminare qualcosa, il doppio palo interno colpito da Lopez e poi un'altra parata o due decisiva di Mugnaini. Gnata, diciamo, la normale amministrazione con gli attacchi un po' spunti, un po' spenti. I primi 25 minuti staremo a vedere nella ripresa. Tanto Fede Pagnini, cercare Davide, va Davide Banini, tenta di metterla in mezzo, respinto da Dualde. Fantozzi, Fede Pagnini, quello che potete intravedere non è una nebbia, sono i fumi che sono arrivati in pista dalla curva dei Randagi, hanno fatto merenda, quindi la brace, poi anche qualche petardo, a dire la verità, provocato insomma la nebbiolina. Tanto Raffaelli, sono andati i primi 2 minuti, sempre 0-0. Lopez, Bozzetto, ancora Lopez, si lotta ancora, recupera Fede Pagnini. Come dicevamo in presentazione, questo è un match importantissimo soprattutto per il Follonica, che se vuole nutrire speranze per entrare nelle prime 8 alla fine del girone dell'andata deve assolutamente vincere. Forte dei Marmi ormai non può più ambire alla Coppa Italia, ma sono punti importanti comunque nella lotta. Salvezza, dato palo colpito da Fantozzi, probabilmente traversa dopo 3 minuti. Tiro improvviso di Andrea Fantozzi. Ancora Banini, Banini in area, la spara fuori. Francesco Banini ha fatto un bel dribbling al limite dell'area, poi il tiro però largo. Messa in gioco per la formazione rossoblu, abbiamo rivisto. Manovra Bozzetto,
sempre a centropista, poi spingere avanti, ma la difesa del Folloni che è lì tutta schierata, deve a cercare Raffaelli. Sfera che va a finire però sulla rete e allora ci sarà l'ingaggio. Nell'angolo, pallina schizza, la recupera Davide Banini. Ancora Davide Banini, però intercettato Lopez, il lancio per Bozzetto, pericolo perché il passaggio di ritorno ha sfiorato il palo. Tanto arriva un cartellino blu per Francesco Banini, 4 minuti e 3 secondi. Blu a Banini, lo stiamo rivedendo, il fallo che ha causato l'espulsione. Francesco Banini dunque. Non so se possiamo rivederla, questa è la telecamera bassa ma non ci arriva. Era un po' più là. Mentre Mugnaini va ad asciugarsi la maschera. Lo rivediamo. Questo è l'intervento su Lopez, un po' la spinta ma sembrava un grandissimo fallo, ma quello che più conta adesso il Folloni che dovrà giocare 2 minuti in inferiorità numerica. Forti dei Marmi dunque potrà sfruttare il power play. Si riprende con il Forte che attacca, con l'uomo in più di movimento, Bozzetto. Poi in aria, Lopez, ferma tutto Mugnaini. Poi arriva il fischio, probabilmente l'ultima conclusione era dentro la lunetta. Lo rivediamo, Dualde ha stazionato nell'area piccola del portiere. Non si può fare. Davide Banini la recupera Bozzetto, ancora Lopez, Raffaelli, la palla alta, probabilmente però c'era la deviazione del portiere, per gli arbitri non è così, si lamenta Roberto Crudeli. In avanti, lancio bloccato, Lopez, Mugnaini a dirgli di no. Poi scatta Fantozzi, la recupera ancora Raffaelli. Fortemarmi spinge all'uomo in più per circa un altro minuto. Ancora Raffaelli, Dualde, Raffaelli chiuso da Fantozzi. Poi in area, la pallina schizza, pericolosa, la recupera sempre Raffaelli a cercare Bozzetto. Poi Fantozzi che la riporta dalla parte opposta, entra anche in area, il tiro, Gnata! Che portiere, Ricky Gnata. Ci sono gli applausi anche della panchina del Forte dei Marmi, sotto proprio la curva dove ci sono i tifosi. Lo rivediamo. Fantozzi prova un alzo e schiaccia, entra in area, si ritrova la pallina, Magnata è strepitoso a dirgli di no. Attacca comunque il Forte con Bozzetto, sempre Liam Bozzetto con la pallina, ancora un po' chiudere il power play. Dualde, Bozzetto, un po' di spazio, il tiro, la paratissima di Mugnaini, ma sempre Forte.
Ancora qualche secondo e poi potrà rientrare in pista il quarto giocatore di movimento del Follonica. Lo fa in questo momento Vega. Dunque non ha sfruttato i 2 minuti di power play e poi Ignata su Vega. Dicevo, il Forte dei Marmi che ha rischiato adesso sulla conclusione del numero 16 Marcos Oscar Vega, argentino di 22 anni, scorso anno al Novara, lui è ex Concepción, poi in Italia anche al Montecchio, al Valdagno. Davide Banini recupera. Passaggio a cercare proprio Vega. Sempre Follonica in possesso, Davide Banini, Vega dietro porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno. Il passaggio c'è per Fede Pagnini, bloccato. Ancora Davide. Ancora un assist al centro, ma ferma tutto la difesa del Forte. Poi a centropista non c'è fischio, allora Davide Banini, il tiro, la palla deviata. La recupera Bozzetto. Che la riporta anche in attacco. Si lotta ancora, Mugnaini probabilmente allontana, ma per gli arbitri tutto a posto. Poi il lancio di Fantozzi, non ci arriva Fede Pagnini. Poi Mugnaini domestica la pallina, recupera Davide Banini, Fantozzi, esce Davide Banini, rientra Francesco. Ancora Pagnini, cercare Vega che non trattiene, poi lotta la balaustra, Raffaele la meglio. Ancora Raffaelli, siamo sempre però a centropista, Bozzetto, prova Nalza e schiaccia Lopez, chiuso. Può ripartire Francesco Banini, il tiro, la palla si impenna. Sergio Silva rimanda in pista Claudio Braccali. Bozzetto, se ne sono andati 9 minuti, non si sblocca il risultato al Capannino. Sempre 0-0 nel derby del Tirreno tra Innocenti Costruzione Follonica e Hockey Versilia Forte dei Marmi. Gara del 12° turno. Sulla pista Antonio Armeni. Prova il tiro, il Bozzetto, allontana Mugnaini, recupera Dualde. Poi Lopez. Ancora Bozzetto, mette in mezzo, ferma Vega. Braccali, Vega, però è andata a chiudere la difesa del Forte dei Marmi con Checchetto. Braccali indietro per Fede Pagnini, ora Francesco Banini che va al tiro da lunga distanza, largo, lontana Gnata, recupera Vega, ora Francesco Banini che ha un po' di spazio, il tiro, palla si impenna, sarà ingaggio. Si va a recuperare la pallina che è finita fuori dal rettangolo di gioco.
ad asciugare però la pista e anche la maschera di Marco Mugnaini. Non so se possiamo vedere i risultati dalle altre piste. Valdagno avanti a Sarzana 3-2, il Novara sta vincendo a Breganze 2-0 a Viareggio. Non so perché non ci sia la diretta televisiva, ma insomma manca un minuto alla fine del primo tempo. CGC Viareggio Castiglione è sul 2-2. È asciugata la pista qui al Capannino, poi si potrà tornare a giocare. Ancora qualche attimo. Una sorta di time out prolungato. Tutto ristabilito. Vega posta per Fede Pagnini, ora Francesco Banini. Braccali non si schioda il punteggio di questo match. Fede Pagnini, Braccali, cercare Francesco Banini, un po' di spazio, il tiro, c'è la potenza ma è centrale, Lignata respinge. Ancora Vega, Pagnini, Braccali, Francesco Banini, 11 minuti sul cronometro. Lopez, Domestica, riesce a servire Checchetto che la spara fuori. Una buona occasione questa per il Forte dei Marmi. Pagnini, cercare Vega, sempre al centropista Francesco Banini. Braccali, cambio fra i due. Braccali tenta di fare spazio al tiro di Francesco Banini, poi in aria Vega, il tiro, gol! Marco Oscar Vega, 11:44, si sblocca la partita, il Follonica in vantaggio 1-0. Andiamo a rivederlo. Il gol numero 8 in campionato di Vega. Qui c'è solo l'esultanza, ma insomma Vega davanti a Agnata, l'ha infilata sotto la traversa. Il replay si è un po' impallato, lo rivedremo magari più avanti. Checchetto, ora Lopez, bloccato per un attimo da Braccali. Sempre Thomas Lopez, spazio in aria, la spara fuori Dualde. E Crudeli, anzi Silva, chiama un time out. Non so se Leonida Romualdi riesce a farci vedere il gol. La palla rimbalza, la recupera Braccali, riesce a servire Vega che dopo una finta la insacca, questo dal basso. Davvero un gol di ottima fattura, quello di Marcos Oscar Vega.
giovane argentino di 22 anni. Lo scorso anno di gol ne fece 26 nel Novara. La sua precedente esperienza a Valdagno 13, quindi insomma abituato a segnare. Lo rivediamo perché questo fin qui è l'unico gol della partita. Un gol importantissimo anche in vista poi dei posticipi di domani, domenica, mentre il Valdagno avanti a Sarzana. Questo permetterebbe alla Follonica in questo momento di recuperare punti importantissimi e scavalcare anzi proprio la formazione ligure. Poi però nell'ultima giornata di campionato Follonica andrà a Lodi, forte per esempio con il Breganze. Ci sarà anche un Grosseto Giovinazzo, tanto però Lopez, la gran botta ma non inquadra lo specchio e Roberto Crudeli si arrabbia tantissimo. Fantozzi, ora Maggi, Francesco Panini, ora Fantozzi, ma la difesa del Forte tutta chiusa davanti alla propria area di rigore. Prova ancora Francesco Panini, rimpallato, Fantozzi recupera, una dozzina di secondi a chiudere l'attacco. Davide Panini nell'angolo chiuso da Raffaelli, ai pochi secondi prova Davide Panini, c'è il tocco di Ignata e allora altri 45 secondi in attacco. Fantozzi, Francesco Panini, momento importante della partita. Ancora Maggi, cercare Fantozzi, chiuso per un attimo, ma Fantozzi rimane in possesso, arriva però Lopez e mette tutti d'accordo. Ancora una vita da giocare Raffaelli, seguito da Francesco Panini, poi Bozzetto, come detto manca David Ballestero nel Forte, tenuto in panchina, problemi all'adduttore, non lo sta rischiando Crudeli, ma un'assenza pesantissima quello dello spagnolo che festeggerà gli anni il 23 di dicembre. Lui nato dal Picat, l'Italia aveva già giocato a Vercelli con l'amatore Vercelli e lo Scandiano, carriera anche nel Leida. Va Fantozzi, le finte, entra in area, mette in mezzo Davide Panini, in qualche modo domestica, recupera Maggi, cercare Francesco Fantozzi, ancora da Panini, Maggi, poi il passaggio di Davide Panini per Maggi, Ignata ferma tutto, ancora Bozzetto e c'è il pareggio di Lopez, Thomas Lopez, 1-1, grande imbeccata sul secondo palo, non può arrivarci Mugnaini, Lopez la mette nel sacco, 1-1. Andiamo a rivedere. Contropiede impostato da Bozzetto, il taglio al centro e Lopez mette dentro l'assist. Di Bozzetto per Thomas Lopez, gol numero 6 in campionato. Ristabilita dunque la parità, ma manca sempre tantissimo. Maggi tenta l'assist al centro, non ci arriva Panini, poi si lotta ancora
Davide Banini per Fantozzi. Fantozzi al tiro, questa volta largo. Lopez. Bozzetto. Dualde. Sempre forte De Marmi, che manovra con Lia Bozzetto. Lo scarico, cercare Checchetto, poi si lotta ancora, tenta di andarsene Francesco Banini, gli arbitri fanno proseguire, si lamenta per una trattenuta, poi in aria Checchetto, Mugnaini bravissimo, arriva Bozzetto, sempre forte a impostare Lopez. Sfera per Argentino, poi Bozzetto, arriva un fallo commesso, il giocatore del Forte Marmi, probabilmente una spinta di Checchetto. Mentre Ignata ha chiesto di pulire la maschera, esce Maggi, entra Bracali, esce Fantozzi e rientra Vega. Vediamo l'azione, quella di Checchetto in area, il tiro, Mugnaini strepitoso, a dire di no al giovane ventenne Alessandro Checchetto. Prende a giocare Davide Banini, giocare Bracali, Francesco Banini, ora Bracali, sempre però Follonica a centropista, Davide al tiro, la palla rimpallata, la recupera Dualde. Questi sono i risultati sulle altre piste. 1-1 appunto tra Follonia e Forte dei Marmi, 5-2 il Valdagno sta vincendo a Sarzana, questo per la formazione maremmana sarebbe un ottimo risultato. 3-0 del Novara Breganzi, 2-2 come detto tra Viareggio e Castiglione. Poi nel posticipo domenicale Trissino contro Grosseto. Parte Francesco Banini, giocare Vega, Bracali, Banini, un po' di spazio ma chiude la difesa del Forte, meno di 7 alla fine. La punizione in attacco, mentre l'arbitro Aid va a dire qualcosa alla panchina del Forte dei Marmi. Recupera Francesco Banini, Davide pensa al tiro, la palla si impenna, tocca la copertura del Capannino. Sarà dunque ingaggio. Avanza Lopez, Checchetto, ancora Lopez, ha fatto strada Raffaelli, pallina per Checchetto, chiude tutto però Bracali, infine il fallo lo commette il giocatore del Follonica. Ora Forte dei Marmi, poco più di 6 minuti alla seconda sirena, lontana Vega, recupera Davide Banini,
Davide Banini, il limite dell'area, il tiro, gol di Davide Banini, si riporta in vantaggio il Follonica, 2-1. 18 minuti e 58 sul cronometro. Davide Banini in slalom fa 2-1, rivediamo un tiro che sorprende Ignata, ma lì lasciato troppo solo Dadda. Gol numero 11 in campionato. Recupera intanto il Forte dei Marmi, Bozzetto, ancora Davide Banini, ma manca tantissimo alla fine. Bracali, Pagnini, Francesco Banini, cercare il fratello Davide, ancora Bracali, si lotta ancora Raffaelli su Davide Banini. Davide Banini in area, un po' di spazio, il tiro, Ignata, spettacolare. Poi in area ancora, pericolo, la pallina è lì, la spara fuori Sebastian Dualde, sembrava un gol fatto, non inquadra lo specchio. Poi Davide Banini finisce a terra, gli arbitri non fischiano, era Francesco. Poi il tiro largo, la recupera proprio Francesco Banini. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti e Sergio Silva rimanda in pista Fantozzi, mentre Ignata ferma tutto su Francesco Banini. Allora Bozzetto, Lopez, il tiro, lontana Mugnaini, lotta Fantozzi nell'angolo, Bozzetto alla meglio. Poi si va a cercare Lopez, Bozzetto, pallina per Dualde, prova a entrare in area, chiuso, arriva un fischio. Fallo mi è sembrato in favore del Forte dei Marmi. Sale a 8 il conto dei falli. Sempre Forte che prova a riprendere il Follonica in questo finale. Si lotta ancora Bozzetto, chiuso. Lì c'è Davide Banini. Riesce a servire Fantozzi. Fantozzi la buttano avanti, una pallina raggiungibile per tutti. Lopez, ultimi 180 secondi. Ancora Fantozzi. Tanto Crudele ha chiamato il time out, ma Follonica sembra voler mantenere il possesso della pallina. Francesco Banini, Davide, ancora Davide, cercare Fantozzi. Fantozzi parte in velocità da sinistra, entra in area, lo chiude però la difesa del Forte con Lopez. Sempre Lopez, le finte su Davide Banini, ripiega allora centropista, ora Bozzetto, lancio per Dualde, mi sembra un po' stanco in questa fase.
Poi il rilancio che arriva a Bozzetto, Dualde ferma tutto Fantozzi che poi se ne va, bello stile davanti a sé Bozzetto, ma vuole rimanere in possesso l'attaccante del Follonica. E c'è il gol del 3-1 firmato Francesco Banini. Questo è un gol che potrebbe chiudere la partita. Andiamo a rivederlo. La discesa. E il gol del 3-1 della formazione maremmana, dovrebbe aver chiuso i conti di questa delicatissima sfida. Gol realizzato da Davide Banini. C'è stato il tocco di Francesco, quindi doppietta per Dadda, che sale a quota 12 gol, mentre sulle altre piste, come vedete, il Valdagna allunga Sarzana 6-2, Novara che vince a Breganze 4-0. Tanto mischia in aria, Follonica con questi 3 punti sale a quota 18, poi in attesa dei finali delle altre piste però salirebbe in classifica. Ormai ultimo minuto. In area il forte, blocca tutto Francesco Banini e poi a porta vuota segna il 4-1. Ha provato a mettere l'uomo in più di movimento il Forte dei Marmi. Arriva invece il 4-1 del Follonica. Lo rivediamo. Francesco Banini, non c'è nessuno davanti a lui. Anche per Francesco Banini gol numero 15 in campionato. Il Follonica intanto sale a 9 falli di squadra. Ma partita in cassaforte. Il Forte ha lottato, ha giocato anche molto bene e poteva essere andato in vantaggio soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa sono arrivati tutti i gol e soprattutto quelli di Vega, il pareggio di Bozzetto, scusate, di Lopez, e poi la doppietta di Davide Banini, il gol di Francesco Banini. Ci riprova Lopez, Mugnanini allontana, ormai pochi secondi. Arriva la sirena, Innocenti Costruzioni Follonica batte 4-1 il Forte dei Marmi e sale a 18 punti in classifica. Il Forte dei Marmi invece rimane fermo a quota 10, ma fin qui insomma una stagione con le aspettative, un po' quelle previste. Ricordo che nel Forte mancava Ballestero, non ha potuto scendere in pista per problemi all'adduttore. Nel Follonica non c'era l'altro argentino, Lorenzo Pasquale Tussedo, anche lui un problema al gomito. Ci
sono i saluti a centropista. Io ricordo allora i marcatori, non so se possiamo rivedere la carrellata dei gol. Grazie a Leonida Romualdi, qui l'assist di Bracali per Vega che batte Ignata per l'1-0. Gol sotto la traversa, poi il contropiede del Forte con Bozzetto, il taglio per Lopez, non può arrivarci Mugnaini. Poi il nuovo vantaggio del Follonica, Davide Banini non lo prende Chechetto, Davide Banini mette sotto la traversa. Poi il 3-1 firmata ancora Davide Banini con il diagonale, nessuno è andato a chiudere perché l'Ignata sul secondo palo può farci poco. Poi l'ultimo gol a porta vuota, Francesco Banini, Ignata era in panchina con il quinto uomo di movimento per la formazione del Forte. E dunque la serata finisce qui, il Follonica si regala un bel Natale. Forte dei Marmi ha provato, come detto, per lunghi tratti, ma poi sotto la pressione la formazione maremmana ha ceduto e adesso gli azzurri vanno come sempre a salutare il pubblico. Con questo allora è davvero tutto. Io ringrazio Andrea Burgio per le riprese, Leonida Romualdi per la regia. A risentirci per le prossime sfide con l'hockey su pista.